Poniti in posizione. Bello. Antonello Fadda, dopo diversi anni torna a vincere questo premio, uno dei più importanti della stagione turritana, Land of Giant, un cavallo in una forma straripante, ha già dimostrato tutto il suo valore. Era in forma, ci credevo, ci speravo, non era semplice, però è andato sempre bene, reagiva sempre, ha tenuto una bella natura, è andato bene, dai. Sì, ti sei messo a tiro di Gribu che ti ha portato un po' a spasso, sì, ti ha fatto solo un favore. Avanti. Già avevo ordini di andare avanti, la verità, però andava bene così, Gribu mi ha portato sino in fondo. E tu l'hai risolto. Grazie. Complimenti Lello. Francesco Brocca, cerchiato dal team dei proprietari di Land of Giant, l'avevamo detto a Chilivani in occasione dell'ultimo successo, l'obiettivo era il Nino Costa, obiettivo fissato e centrato. E ci è andato pure bene. Senti, un cavallo, come ho scritto ieri, in una forma straripante, Sì, ha dimostrato tutto il suo valore, battendo anche la miglior categoria che c'è rimasta qua in Sardegna. Sì, sì, bel cavallino, positivo, poi c'ha un cuore più grande di lui. Sta benissimo, è in ottime condizioni. Una stagione commiabile per costanza dei risultati, quarta vittoria se non sbaglio stagionale, quindi insomma tante soddisfazioni Land of Giant. Sì, bellissimo. Passo la parola, questa volta a Pierpaolo, non ti offendo. No, Pierpaolo, ci vediamo a Sassari. Grazie a Dio, insomma, l'appuntamento l'abbiamo messo e è andata a buon fine. Che dire, questo cavallo, un gran cavallo, ci sta dando tantissime soddisfazioni. Io voglio ringraziare Francesco perché è quasi un anno che ce l'ha lui e grazie a voi. tante Sì, soddisfazioni. il cammino è iniziato il giorno del centenario quando ho visto un po' a sorpresa quella corsa, da lì in poi invece si è sempre confermata ad alti livelli, cambiando diverse volte la distanza, ma lui non gli fa niente perché comunque dimostra sempre il suo valore. Nino Costa, il secondo per voi, una grande soddisfazione anche Grande questa. soddisfazione. Vero Giovanni? Certo. Nino Costa è l'appuntamento clou della stagione Anche perché Lello si è tolto un sassolino dalle scarpe che gli era rimasto nel 2019. nel 2019 quando aveva 3 anni, che venne stampato da un gran cavallo che era dipinto. Però, Oggi si è preso una bella rivincita. sì. Poi aggiungiamo un trofeo alla bacheca e come abbiamo sempre detto ci fa bere con onore. Te la volevo ripetere io questa storia. Vorrei aggiungere che sei stato dei nostri la prima volta, anche stasera sarai dei nostri. Certo. Allora c'era il Covid, c'era la pandemia. Stasera ci grande. Complimenti a tutti, una grande vittoria, un gran cavallo, in bocca al lupo più mio figlio. Certo, come sempre Anche noi. Francesco. Anche noi. Complimenti ancora a tutti. Grazie.